darò questo foglio, perché sono talmente tante le cose che devo dirvi che sono già sicuro che se non lo guardo poi mi perdo perché mi racconti qualcosa. Invece devo essere sintetico, perché per arrivare a identificare Valdelfo e a scoprire che cosa Valdelfo racchiude, bisogna mettere un cappello introduttivo sulla faccenda dei Longobardi. Però ogni tanto, se possiamo partire, parto. Almeno, tanto grazie di essere venuto. Grazie a te. Ecco. Un attimo va a chiarire Qualcuno come vedete c'è schierata la vicepresidente della Proloco di Calozio, consigliera della Proloco di Calozio, proprietaria di questi volumi che ogni tanto mi stampano. Ecco, perciò se doveste decidere di comprarli, sappiate che i soldi vanno tutti alla Proloco di Calozio. Allora, i Longobardi invasero l'Italia nel 568 d.C. Lo fecero aggregando all'esercito, ai militari, tutte quelle famiglie che costituivano il popolo longobardo. Famiglie che appartenevano per posizionamento ad un duca. I Longobardi erano organizzati in ducati, dove erano loro in Pannonia, c'era il duca con tutti i nuclei familiari a lui corrispondenti. Si muovono, si mettono in marcia, questi nuclei familiari loro li chiamano fare, le fare. Quando i Longobardi arrivano in Italia che cosa fanno? Cosa fa il re? Distribuisce ad ogni duca un territorio immenso, lottizzazione dell'Italia, e si costituiscono così il Ducato di Bergamo, il Ducato di Brescia, di Milano, di Benevento, tutti i ducati che sono. Ogni duca ha i suoi nuclei familiari, ha le sue fare. Cosa sono le fare? Le fare sono papà, mamma, 5 figli, 10 figli, 30 figli, mogli dei figli, mariti delle figlie, discendenza, aggregati, persone che hanno magari, non hanno più parentele ma stanno, e praticamente costituiscono un clan. Un clan che quindi avete già capito per le dimensioni può essere grande oppure piccolo. Quando si tratta di arrivare in Italia, allora arrivano anche a Rossino e trovano un luogo già perfettamente organizzato, un luogo dove c'è una torre, un presidio militare per il controllo della zona, perché Rossino si apre alla montagna, ha una montagna senza nome, e da quella montagna si va in Val di Magna, si va nelle Chiese, la passata, tanto per intenderci, ma da Rossino si sale anche in queste località che si chiamano, che non hanno un nome unico, ma sono segnalate per la presenza di essenze arboree. Ci sono alcune località tipo Ruer, Zareda o Cereda, Nisøi, Saina. Per la popolazione di Rossino sono importanti perché è legname, perché sono nocciole, perché Saina, il sorgo, è un alimento, poi lo puoi dare agli animali, lo puoi mangiare tu, però quando sei in Saina poi scendi a Vercurago, quando sei a Nisøi sali alla passata. Quindi
I Longobardi quando arrivano si accorgono che lì sono finiti in un luogo strategico. Cosa fanno per occupare il territorio? Dividono, creano la Rimannia. E la Rimannia che cos'è? Oggi lo chiameremmo un comune che ha i suoi confini, potrebbe essere anche un comprensorio, potrebbe essere più grande, una comunità montana, sempre confini ha. La Rimannia è un modo di amministrare. Perché? Perché quei militari a cui hanno aggregato le famiglie per venire in Italia, in realtà sono dei veterani che sanno già tutto dell'Italia, perché una trentina di anni prima del 568 avevano combattuto nelle file dei bizantini per scacciare i Goti che si erano insediati in Italia, sconfiggendo Roma. Impero romano d'Occidente, arrivano i Goti, scalzato l'impero romano. I bizantini, che sono l'impero romano di Oriente, non sia mai che qualcuno, andiamo noi in Italia, scalziamo i Goti e nel venire arruolano di tutto pur di fare la guerra. Arruolano anche, chi dice 600, chi dice 6.000 soldati longobardi, barbari cosa. Questi qua, quando vengono in Italia al comando dei bizantini, 18 anni di guerra goto-bizantina, su e giù, destra e sinistra per l'Italia, conoscono tutta l'Italia, ma soprattutto imparano il latino, che è la lingua ufficiale, imparano le leggi, cosa che loro non hanno. Arriverà poi il re Rotari a fare il suo codice di leggi. Imparano le leggi, imparano che è molto importante avere la cura delle strade, perché le vie di comunicazione servono imparano che l'Italia è un'infinità di posti bellissimi, molto redditizi dal punto di vista del finanziario, perché ci sono le pianure, perché c'è il mare e quindi la pesca e quindi le coltivazioni, e quindi imparano tutto dell'Italia e sanno distinguere tra un luogo strategico, un luogo invece che può essere amministrato senza tanti problemi, ma quando hai un luogo strategico devi metterci i militari. E quando arrivano a Rossino, loro si trovano un borgo ben organizzato, perché prima di loro c'erano stati i Romani, e i Romani avevano fatto la strada che da Bergamo arrivava fino a Como e poi alle Gallie. Non vi dico niente, tutto nel libro e così. Però dalle nostre parti la strada romana non era una via sola, era l'insieme di 3 varianti che si mescolavano a un groviglio di sentieri su e giù per la montagna, perché la vita era da metà costa in su. L'Adda non era quello che vediamo adesso con 2 begli argini, il letto scavato, la diga che regola. L'Adda era come buttare un secchio di acqua sul pavimento, e quindi l'acqua dove va? Va dove vuole a seconda delle coppe del pavimento. E siccome nell'Adda ci finiscono il Galavesa, il Buliga, il Serta, il Rosvanino, il Carpine, e dall'altra parte ci entrano l'Aspide, il Gregentino, sono tutti torrenti che, scendendo vorticosamente quando piove, ne sapete qualche cosa voi di quando si ingrossa, ne so di più io che stavo al Tovo di sotto, che vedevo i sassi del fiume che andavano via con un concerto di musica che... Quindi quando tutto arriva all'Adda,
l'Adda cambia forma, perché ha buttato dentro detriti, sassi, massi, e quindi l'acqua che scorreva sul pavimento va preferibilmente di qua e là resta scoperto, o di là e lì resta scoperto. Ma non è finita. Togliete la diga, toglietela. Esce tutta l'acqua in più che c'è da Colico a venire fino a noi. Dove va l'Adda si allarga. Quindi l'alveo dell'Adda in quel tempo era tutt'altro rispetto a quello che vediamo adesso. Quindi non fate fatica a immaginare che se come si chiama, stazione di Calozio togliete la massicciata della ferrovia, l'acqua arrivava lì. Se avete in mente la parrocchia di Calozio San Martino, se vi affacciate sulla balconata della chiesa dove c'è il campanile, sotto c'è il monumento ai caduti. Lì c'era palude, perché l'acqua veniva su e poi lì stazionava, eccetera. E la palude continuava fino a Corte, Foppenico, Sala. C'era un corso dell'Adda che aveva un'ansa che entrava in Corte Foppenico e usciva in fondo a Sala via Lago Vecchio. Quando hanno rettificato nel 1750 in poi il corso dell'Adda, hanno corretto questa difformità. Sono rimaste le buche e l'hanno chiamata via Lago Vecchio in ricordo di queste cose. Allora cosa succede? Che in basso i Longobardi non ci vanno perché c'è la malaria, la palude c'è sempre. Nelle carte antiche noi troviamo di tanta gente che muore per febbre quartana. La febbre quartana è detta così perché per 3 giorni stai bene, il 4º giorno ti viene la febbre forte, poi sparisce, poi ritorna, è la malaria, e quindi tanta gente moriva per queste cose qua. Allora, le strade, sì, fin dal tempo dei Romani, fin dal tempo degli abitatori alpini di questa regione, i Celti, e noi dobbiamo fare conto di quelli, camminavano a metà costa e le strade, le trovate nel libro, sono spiegate tutte. Quando ci arriva a Rossino, Rossino è l'unico posto di sosta dove si respira bene, dove c'è l'aria buona, dove i Longobardi hanno trovato una fortezza già di origine romana, ma c'è anche una chiesetta di San Lorenzo, 3 metri per 3, che è lì da poco prima che arrivassero i Goti. È una chiesetta del V secolo ed è il primo e unico avamposto della chiesa ambrosiana che ha sede nella Pieve di Garlate. È l'unica chiesa che sta dalla nostra parte e ce l'ha Rossino. Voi non dovete, adesso questo qui vi parla sempre di Rossino, sì, ma Rossino siete voi, cioè per voi siete la montagna di Rossino. Rossino perché si chiama Rossino? Ognuno dica la sua, però la realtà dei fatti, secondo Dario Dell'Oro, parere che condivido tra l'altro, è che prima c'era il ghiacciaio dell'Adda che ricopriva tutto, poi il ghiacciaio si ritira e lascia la sabbia, la morena, i ciotoli e poi le rocce, e poi lascia le colline, poi le montagne. Le montagne sono le alture alte più di 600 metri, perciò voi siete in montagna, appunto, è così. Quando il ghiacciaio si ritira e lascia, ogni tanto fa delle torsioni tra le montagne, lasciando un piazzale, una piazza, un posto pianeggiante. Ecco, nel linguaggio alpino, quello dei Celti, una piazza in mezzo alle montagne si chiama Rösa. Rösa, e se è una rosa piccola, Rüsein,
prendete la carta IGN dei militari, quella 1 a 25.000, fate passare su tutto l'arco alpino quanti Rösa, Rüsin, eccetera. Se ci pensate, anche quelli come me, non quelli come lui, ma quelli come me, che hanno un mancamento sulla cute qua, è il Gannarösan del Como. Io c'ho una rosa arrabbiata. Vedete che proprio la piazza è così. Però voi capite in questa rösa l'erosione che il ghiacciaio fa sul territorio, e se invece questa erosione, al posto di farlo in montagna, lo fa in basso, in collina, e quella stessa erosione lì si chiama nava. Ecco perché c'è Nava, Garbiate, eccetera, ci sono colli di Nava, eccetera. Ma se guardate la cartina dalla IGN trovate Monrösa, che è diventato Monte Rosa, ma il Rösa è riferito al ghiacciaio che ha il Plateau Rosa a Courmayeur, Plateau Rosa. E poi se venite in Lombardia, in Valmarenco c'è il Rosec, il Pizzo Rosec, sono tutte e Rossino dappertutto, proprio Rossino, c'è Rossino anche a Gabbiate, e così. Però è per dirvi che questo è un nome che i romani hanno già trovato, non l'hanno chiamata loro Rossino, c'erano i Celti, e i Celti avevano chiamato sulla montagna di Rossino Ruer e anche Zareda, Cereda, Niseu e qualche re. Arrivano i Longobardi organizzano il territorio e dicono: bene, prendiamo la nostra Arimannia, che ha per confini il Galavesa, il Carpine, finisce nell'Adda, chiudiamo 3 lati, il quarto lato è quello che sta in montagna. Il Resegone, che non si chiama Resegone, si chiama Serrada, perché chiude. E poi c'è lo Spedore, che si chiama come si chiama, e poi c'è il contrafforte dell'Albenza, che ha 3 cime principali, che come si chiama, sono il Monte Tesoro, l'Avena e poi Valcava. Sono coscienti di essere in un posto strategico, 3 passi sopra la testa. Guadi e il ponte romano che passa l'Adda dall'altra parte, possono andare dappertutto. Però è una zona che ha dei fiumi pescosi, l'Adda pescoso, ha fertilità dei terreni e quindi si stabilizzano insediando punto per punto quello che noi oggi chiameremmo le frazioni della Rimania. Intanto il capoluogo è a Rossino, perché è l'unico centro riconosciuto che abbia già una sua organizzazione. Le frazioni sono le fare che si insediano sul territorio. Non è che ne servono molte. Se io ho una fara da 15 figli, immaginate quanta gente ho. Quindi chi la compone può arrivare dappertutto. E secondo me una fara importante nel nostro territorio è Favirano. C'è questa disgrazia del 1900 in cui si tende ad italianizzare tutti i nomi che si incontrano, no? Ager, Curago, la Fola. La Fola è un'attività, si martellano i panni lana alla Fola, diventa folla, e uno oggi come oggi, se si ferma a Folla, dice: folla dove, che è grande così? Quindi quanta gente ci può stare. Premerlano sembra l'attività di qua che mi è bel Premerlano, cioè poi salta fuori che nelle carte antiche si chiama Prato Merlato, Pramerlà, Premerlà, Premerlano, e così. Poi bisogna partire sempre dalle carte antiche. Favirano diventa Favirano, ma nella parlata comune nostra com'è? Faria. Secondo me Faria è la sincope, è la compressione di Fara degli Ariani. E le fare vengono dislocate con un preciso intento
e con un preciso compito. Un compito che hanno tutti è quello di far lavorare gli schiavi. I Longobardi non lavorano, lavorano gli schiavi che sono i proprietari di prima che sono stati assoggettati. Questa è la realtà. Loro devono farli lavorare perché rendano. Se siamo in giù al lago devono produrre pesce, pescare. Se sono in collina devono coltivare le piante, devono coltivare gli ortaggi, devono gli altri. È così. Se una fava è grande, può fare, i suoi componenti possono far lavorare la gente, ma possono fare anche altre cose. Favirano è importante perché due varianti della strada romana si incrociano proprio a Favirano. E un lato finisce a Lorentino e poi a Rossino. L'altro lato, quello che scende, cade da Favirano, cade giù, non c'è la strada, cade giù al portico di Sala. Sala, toponimo longobardo. Allora, ho fatto lavorare tutti, tutti hanno prodotto ortaggi, frutta, allevano animale. I Longobardi, avendo imparato le leggi dei Romani, avendo assimilato, avendo applicato a se stessi, dicono: noi di questo territorio, perché è del re, dobbiamo ritirare la terza parte e incamerarla per i beni dello Stato, del fisco. E allora che cosa succede? Che a Favirano, cioè io tutte queste cose che raccolgo dalla montagna, dal lago, dove li metto? Li metto nella Sala. Sala è proprio un toponimo longobardo riconosciuto, e nelle ultime mostre che sono state fatte al castello, al Palazzo Reale di Milano, e così Milano e Longobardi e Sala e Corte di Calozio Corte sono certificati luoghi longobardi. Sta tutto nel libro, è inutile che. Però la Sala inizialmente per i Longobardi era una stanza che però doveva avere due prerogative: essere estremamente asciutta, perché ciò che veniva immagazzinato lì dentro non doveva assolutamente deteriorarsi, non doveva marcire, non doveva fallire, eccetera, eccetera. Una prerogativa della Sala. L'altra prerogativa della Sala è che sia servita da strada, perché se io devo far conferire lì tutto ciò che il territorio produce, devo avere una via per poter accomunare la cosa. Cosa succede? Che non è che si fermi lì la storia della Sala. Una volta che nella Sala viene immagazzinato tutto quello che c'è in giro, quello che c'è dentro deve essere ridistribuito, prima di tutto ai militari. E i militari sono di due tipi: solo le guarnigioni che transitano perché impegnate a difendere i confini del regno, hanno qualche problema, eccetera, e quindi il vettovagliamento serve a loro. Quindi bisogna pensare a nutrire, diciamo, i militari. Non solo, ma abbiamo anche i militari dislocati su tutta la montagna, perché dall'alto dobbiamo controllare i passi, controllare le strade, non deve succedere niente che attenti alla sicurezza, e quindi abbiamo in giro sulla montagna diverse postazioni. Ad esempio, Ponte Marenzo, Torre de' Busi hanno Ceregallo e Seregala. È la stessa parola declinata in modo diversamente. In Valcava c'è una località che si chiama Scotta. Quando venite su da Comperi e state per arrivare su, per cadere giù nella chiesa di Valcava, lì in cima, in quel posto lì, è Scotta. Scotta in longobardo e anche in goto deriva da Skulk e vuol dire postazione militare, spia. Capite che lì è una vedetta, tanto per intenderci. O per dire, anche qui abbiamo
abbiamo in giro dei toponimi sospetti, molto sospetti. Io non so di che cosa sto parlando adesso, e così, però vi affido questo toponimo Murisana che avete voi, non so dove sia dislocato sulle vostre alture, però la Murisana è sintomo di una, diciamo così, una postazione, di una presenza militare, di un presidio militare, di una cosa, ma antico, quasi come Fossadum, quasi come fossa, quindi fossato, e poi mi fermo perché sennò... allora che cosa succede? Le murisane le facevano o per tenere su qualche cosa che sta cadendo, oppure per proteggere qualche cosa che non deve essere toccato. Venivano realizzate infilando nel terreno dei pali alti 10 metri, anche 12, uno di seguito all'altro, aderenti. Ai loro piedi veniva fatto uno scavo per aumentare il dislivello, per poter superare questa terra. Lo scavo che era la terra, lo tamponavano su tutti questi legni, su tutti questi cose. In alcuni casi, come potrebbe essere quello di Merlo, che è un toponimo di Torre de' Busi, ponevano, gli uccelli non c'entrano quando allora, alla fine di questo lavoro, una ponevano delle fascine di legna che chiamavano merula. È ereditato dal tardo romano, elaborato dai Goti, poi applicato da loro. Per cui praticamente veniva una fortificazione, veniva un muro con i merli, tanto per, però era tutta roba fatta in legno e cose del genere, quindi deperibile, tutto quanto, può darsi benissimo che fra terra e legno voi non abbiate più trovato niente. Però voi nel catasto avete merula, avete, come si chiama, murisana come nome. Allora, siamo arrivati che abbiamo collocato tutta la nostra mercanzia dentro la sala, la stiamo ripartendo in giro. E a Hervé che cosa facciamo? I longobardi dicono qua funziona tutto, la pesca per la pesca, come si chiama, il vigneto, gli ortaggi, le cose. E qui che cosa facciamo? Che ci sono questi boschi e basta. Riforma agraria di quei barbari dei Longobardi. Subito parte la riforma agraria. Intanto quella Zareda, Cereda, cerro, deriva da cerro. Il cerro è una varietà di quercia, così. Ruer è una varietà di quercia. Ma voi avete un altro toponimo che gira per la valle, che si chiama Fo, passo del Fo. E allora sappiate che le querce, tutti i tipi di quercia, i faggi, aggiungiamoci anche le castagne che loro si sono accorti avere ai piedi, perché guardando giù dal paradiso dei cani poi le vedi tutte le foreste di castagne. Questi sono piante, quelle dei faggi si chiamano faggiole, e poi ci sono le castagne. Chi si nutre di questi bellissimi prodotti? I maiali. Allora cominciamo col dire che salendo la montagna, trovando le querce, ecco che i Longobardi finalmente danno un nome a questa montagna e la chiamano Wald, che vuol dire bosco, Derfo, che vuol dire quercia. Anche Dervio sul lago, in dialetto si chiama Derf, siete in compagnia, insomma. Quindi il senso di questa montagna è bosco di querce. Soltanto che nell'arco dei 200 anni che i Longobardi restano da noi, la parola Wald piano evolve e assume
il significato di terra del fisco, terra del re. Significa che piano piano ciò che era Val diventava così strategico, così importante per l'economia longobarda, che a maggior ragione quel Val viene affiliato direttamente al re. E allora che cosa succede in questo posto? Che viene introdotto subito, sono arrivati nel 568, nel 569 loro introducono qua l'allevamento dei maiali e la lavorazione della loro carne. Sono degli specialisti loro nel lavorare la carne di maiale. Sembra incredibile, però già i Goti lo facevano, tant'è vero che i Goti nel loro ordinamento avevano proprio tutto un insieme di leggi che si chiamavano, l'hanno chiamato dopo, il ghiandatico, cioè praticamente i terreni che fornivano ghiande venivano considerati produttivi anche più dei terreni che facevano ortaggi, che facevano frutta e queste cose qua. Per cui il proprietario di quei terreni poteva chiedere la decima a chi voleva affittare i suoi terreni per allevare i maiali e tutte queste cose qua. I Longobardi invece cosa fanno? Di più. Recintano questi boschi in modo tale che poi, lasciando crescere allo stato brado i maiali che grufolano in mezzo alle castagne, in mezzo alle ghiande e queste cose qua, ingrassino e diventino poi carne da macello. Non sono maiali come quelli che abbiamo noi adesso, per carità, sono dei maiali che hanno calcolato pesassero dai 35 agli 80 kg di massimo, insomma, però è un fatto che il maestro porcaro che sapeva scegliere, girando in questi boschi recintati, che così questi erano liberi di andare, ma almeno non scappavano, stavano dentro, e così sceglieva i più adatti secondo lui per la macellazione e per la lavorazione. Questo è importante. Tanto è vero che impiantano anche ai piedi del Paradiso dei Cani tutte le selve che ci sono di castagno, fanno lo stesso lavoro. E guarda caso tutta quella zona lì a un certo punto viene chiamata Vai. E Vai viene ancora da Val, che vuol dire bosco, che vuol dire eccetera. Quindi, diciamo, la storia è una storia che parte certamente con i Celti, che registra la presentazione di alcune frazioni, vive allo stretto contatto con Rossino, perché la rendita che viene dalla lavorazione della carne, io mi sacco la carne e la posso trasportare conservata e la posso dare alle truppe che non hanno il frigorifero ma mangiano lo stesso i salumi che ho confezionato. La possono mangiare i membri delle fare che non lavorano ma fanno lavorare gli altri. Erve è la riserva di carne dell'intera Arimannia, che poi se vogliamo è l'Alta Valle San Martino. Questo lo facciamo. E allora cosa facciamo? Adesso noi facciamo gli insaccati, magari litigano i contadini, i mastri contadini con i mastri porcari, e allora Rotari nel suo codice di leggi a un certo punto scrive: se uno uccide un maestro contadino deve alla sua famiglia come indennizzo 20 soldi d'oro. Ma se uno uccide un maestro porcaro, alla famiglia ne deve dare 50 di soldi d'oro. Questo ve la dice lunga di come fosse stimato il lavoro dei porcari, che poi dopo diventano i norcini, assumono nomi più, però la realtà dei fatti è che questi garantivano sostentamento e reddito.
E allora devo prendere i miei salami in spalla e passare giù per gli sbricchi della Fracia o fare l'occone o fare... No. E non so come faccio a portare quella roba lì, tutto quello che produce erbe e così, a sala per metterli nella sala e poi dalla sala magari nella distribuzione me li rimandano su perché devo dar da mangiare ai soldati, devo mangiare io, eccetera. Voi avete un toponimo che si chiama Saletto e Foppa del Saletto. Sembrano nomi coniati l'altro giorno, ma in realtà il Saletto è una piccola sala. La Foppa del Saletto è il suo sistema di difesa, che naturalmente sarà stato presidiato anche dai militari, ma poi praticamente quello che producete lo mettete dentro lì, perché tanto in un attimo un arimanno qualsiasi che sta a Rossino viene su a vedere che cosa avete prodotto, viene su a tenervi la contabilità che va distribuita, conteggiata, eccetera, viene su lui a portarvi via ciò che avanza per poterlo vendere, per poter, capite? E quindi questa è un'altra traccia della presenza longobarda da voi. Per questo vi invito, quando andate a fare le vostre gite, magari poi passate su nei boschi, a fianco, eccetera, vi sarà capitato certamente di trovare dei ruderi in mezzo al bosco, qualche tentativo di casello, di baita, che uno vede 4 sassi e allora detto che questo qui sarà stato un casello per gli attrezzi, per una pecora, per una capra. Guardate bene come sono i sassi però, perché finché vedete dei ciotoli di fiume ammassati, fatti e così è un conto, ma se in mezzo al bosco, qua e là, magari all'incrocio di 2 sentieri, doveste trovare delle realtà diroccate, ma con i sassi squadrati, precisi, perfetti, allineati, fatti, e lì vuol dire che c'era qualche cosa di interessante, molto probabilmente un presidio militare, un corpo di guardia, qualche cosa, perché doveva comunicare con il fumo, con il fuoco, con quello che volete voi alla stazione più vicina, ma bisognava garantire al confine con l'altra valle, cioè che tutto venisse garantito e fatto. Questo è il compito. Però siamo alla sala. E alla sala chi tiene i conti? Perché qua bisogna verificare se tutti quelli che dovevano conferire dei prodotti hanno versato. Quindi censimento delle terzie versate alla sala. Registrazione di quello che viene immagazzinato di qua di là, come adesso, uguale. E dopodiché chi decide di distribuire all'esterno guarnigioni piuttosto che postazioni, piuttosto che fare così, quello che nella sala era stato immagazzinato? Chi tiene tutta questa contabilità? La corte. Carolzio Conte. E allora abbiamo detto che nel castello di Rossino ci mettiamo gli arimanni. Gli arimanni sono le guardie del corpo del re. Il re li conosce tutti, è a loro che affida la rimannia, il controllo, perché sono loro che rappresentano il re sul territorio. Sono loro che il re, è a loro che il re concede di usufruire del gaggio di Rossino, e siamo sempre con Rossino, solo che il gaggio di Rossino va dal Colle di Torano, poi va su fino a Uneta e Rola e poi va là fino a Torre de' Busi che si chiama La Bretta e poi scende, è sono 2 montagne, Mont de Gas 1, Mont de Gas 2. Sotto c'è Uneta e Rola, in mezzo ci sono le colline, voi capite che è un'estensione enorme
dove si può andare a caccia, dove si può raccogliere la legna, solo che si chiama gaggio. E gaggio in longobardo vuol dire bosco riservato, bosco bandito, non ci entra nessuno in quella zona lì, ci entra solo il re o chi vuole il re. E quindi un appannaggio forte che hanno gli arimanni è quello di poter frequentare il gaggio di Rossino, che ci vai dentro a cavallo, fai la caccia al cinghiale, poi puoi tenere anche i cinghiali, ma solo del re, fai la caccia, uccidi gli uccelli, ti procuri la legna fondamentale per il riscaldamento e per l'innalzamento di capanne e cose di questo genere. Ma lì rimane. Lì, nella corte, non ci metto gli arimanni perché sono uomini di forza, ci metto un funzionario, uno che viene via dalla corte del re direttamente, il più delle volte è un parente del re, le famiglie si incrociano, vanno e vengono, certamente è ancora un uomo ancor più di fiducia degli arimanni, perché lì si tratta di amministrare, perché poi non ci sono solo le derrate alimentari, la carne, il pesce, quello che volete voi, ma ci sono anche le gabelle, perché se sul territorio, se sulle strade transitano mercanti piuttosto che semplici pellegrini, i dazi vanno pagati. Devo attraversare il lago, il dazio lo pago. Ho addosso un carico da trasportare, il dazio lo pago. È sempre così. Per cui praticamente nella corte si amministra denaro, nella corte si tiene la contabilità della sala, nella corte si amministra la legge. Se devo processare qualcuno, lo processo nella legge. Chi ci sta, secondo le ricerche fatte da sto povero disgraziato, ci stanno i de regibus della Bretta. Sono famiglie longobarde, estrema fiducia da parte del re longobardo. Guardate che fare il re longobardo non è una cosa semplice, specie da queste parti, perché c'erano sempre dei duchi antagonisti che ambivano a prendere il tuo posto e miravano di farti saltare le budella, e quindi l'intervento, cioè il re aveva bisogno di persone fidate, ma li doveva anche ricompensare per essere sicuro della sua integrità. E quindi vi basti sapere che tra i più agguerriti e acerrimi nemici del re longobardo, da sempre di duca in duca c'era il duca di Bergamo e il duca di Brescia, per cui in questa zona poi essere dei de regibus del re era una bella investitura, però era anche un bel rischio, perché il pericolo arrivava dappertutto. Perché i de regibus? Perché noi a Calolzio, a corte, nella corte di re, avevamo il centro amministrativo del territorio. E c'è un cartello infelicissimo, hanno scritto Corte dei Re, secolo XV. È una casa del 1400 che passa e va su, sì, va bene, ma prendi le fondamenta, passa e vai in giù per vedere che cosa c'è sotto, perché se anche quelli di Milano, quando hanno fatto la mostra, hanno detto che quello era un posto longobardo, non puoi mettere secolo XV, tra parentesi per quel che si vede, ma la realtà dei fatti è che nel XV secolo quella struttura c'era già in altre forme. Questa è la faccenda. Corte di re, de regibus della Bretta, perché? Perché a San Gottardo di Torre de' Buchi, se guardate bene vicino alla farmacia, c'è una via che si chiama via Cadire. Via Cadire, loro l'hanno tenuto di re, plurale. Siamo noi che l'abbiamo messo al singolare del re. Però la Cadire è ritenuta da chi ha studiato i documenti del 1200, perché è lì che
saltano fuori, prima non scrivono, oppure sono bruciati in assalti, eccetera, eccetera. Però i de regibus della Bretta, la Bretta è il comune che si forma tra Torre de' Busi e Montemarenzo mettendoli assieme. Loro sono i de regibus, sono nativi probabilmente come Longobardi nella Ca di Re, arrivano alla corte di Re, ma in giro per la montagna, per l'organizzazione del controllo dei prodotti della montagna, a Valcava c'è la frazione Regia Fam. Regia Fam. Fam vuol dire che è un terreno, un territorio che produce poco, fam, però del re. E poi, sempre a Torre del Busi, c'è una frazione che si chiama Palazzo, e quel palazzo lì non è stato costruito agli inizi degli anni 60. Il palazzo richiama che quel territorio lì era amministrato dai Longobardi, e i Longobardi, quando dovevano controllare il territorio in montagna dal punto di vista produttivo, costruivano questi palazzi dove chi teneva la contabilità nella corte saliva per poter stare a fare le cose. Quindi Regia Fam a Torre de' Busi, ma anche a Regia Fame a Montemarenzo. E allora capite che in giro dappertutto cioè, la presenza contabile dei Longobardi c'era, e a Erve va bene, lì in basso no, i recinti ho messo dentro i maiali, eccetera, però cosa bevo a Erve? Latte? Non che non ce ne sono, perché non ci sono i prati sono curati dai maiali, così c'è. Le capre, potrei avere le capre, dove le mando le capre? A Erve. E i Longobardi ci pensano e cominciano la rivoluzione agraria dalla montagna di Erve. Perché? Perché se io vado in cima al passo qui della passata o vado fuori verso il Corno di Gra o il Magnolia, in cima trovo solo sterpi, arbusti, roba secca, erba non ce n'è. Cosa mangiano? E allora brucio. Sistema migliore, veloce, redditizio per rendere fertile una zona che non rende niente è bruciare. E infatti voi avete due località, una che si chiama Brusa e una che si chiama Brusada. Anche Sopracornola ha una località che si chiama Brusada. Anche Torre de' Busi ha una località che in italiano hanno messo terra bruciata, ma è sempre stata Brusada anche quella. E guardate un po', sono tutte sulle sommità dei pendii. Perché? Perché io ho i militari disposti dappertutto, e i militari si muovono anche o con un cavallo da somma o con un cavallo. E cosa gli do da mangiare al cavallo? L'erba. E come faccio per avere l'erba? Brucio tutto. Brucio una volta, brucio due, alla terza volta non cresce più niente, ma l'erba viene su. Ed è quell'erba lì che io do al pasto, ai cavalli, se non saranno stati tanti, uno qui, uno là, eccetera, per potersi alimentare. Ecco perché voi avete questi due toponimi. Però, se non piove, come facciamo a portare sull'acqua in quei posti lì? Adesso avete messo la vasca per l'elicottero, ma per spegnere gli incendi, ma allora realizzavano in alto delle vasche fope, e lì l'acqua piovana veniva raccolta e la tenevano preziosa, solo che poi da lì per bagnare i terreni come facevano per poterli irrigare? Mica prendevano il innaffiatoio e andare in giro, bisognava pensare qualcosa. E voi avete un toponimo comunissimo, siete solo voi a dirlo, comunissimo in tutto l'arco alpino,
è sparito da tutto l'arco alpino, è rimasto a Erve ed è rimasto nel Trentino. Il Trentino è ancora pieno. Avete un toponimo che si chiama Ru e un altro toponimo che si chiama Ru de Val. E allora che cos'è questo Ru? È una condotta d'acqua, fatta come? Si prendono dei tronchi di questa sezione, anche così, si segano per la lunga e poi si scavano e otteniamo delle belle barchette, dei bei canali che si allungano di mano in mano, sostenuti da una piantana che degrada progressivamente in altezza, per cui calcolo la pendenza che mi serve, faccio partire il Ru dalla vasca e arrivo a portare l'acqua dove mi interessa. Il Ru è il Ru de Val, quindi evidentemente in qualche valle qui avete questo toponimo, io non so che cosa dirvi. Ecco, allora che cosa succede? Che se io tiro sulla saracinesca dalla fotta, modulo il flusso dell'acqua e in questo modo non spreco una goccia, ma arrivo dove devo andare. E con questo sistema i Longobardi si sono tenuti la collina. L'erba per i cavalli, ma le capre, come faccio? Ho bisogno di latte. È l'unico che possa allevare qua, le mucche non le posso ottenere assolutamente. Quindi si guardano in giro e c'è il Monte Serada, che è così. Però a fianco del Monte Serada ci sono 2 gobbe di qua e 2 gobbe di là, che oggi si chiamano, per questo motivo, corne camozziere. Sbagliato? O è giusto? Le corne camozziere mi pare che siano 4, 2 di qua e 2 di là, così. E queste qui sono verdi e hanno erba, e hanno più che erba, come si chiama, proprio la brughiera, perché va bene per le capre come alimento, eccetera. Quindi io lascio andare le capre su queste, come si chiama a bergamasco la capra orobica in bergamasco derivato dal cetta? Si chiama camosa. Famosa, Allora la camosa è la capra di montagna che si inerpica sui pendii di Erve, di Val d'Erve, e bruca sulle camozzere, produce il latte che serve per. Questa è la faccenda. Questa è la rivoluzione agraria che ha fatto il popolo longobardo in questo territorio. Vi ho detto che voi avete un toponimo, riallacciandomi all'inizio del discorso quando parlavo di Rossino, vi ho detto che dalle parti di Saina, guarda giù sull'Ecco, avete un toponimo che si chiama Val de Rösa, riferendomi alla Rösa di Rossino. Andate a vedere come è fatto, perché io non lo so, ditemi quante rose veramente crescono o se invece c'è da riferirsi a qualche erosione da ghiacciaio per intenderci. Allora siamo arrivati che finalmente abbiamo capito che cosa hanno fatto i Longobardi su Valdelfo, perché è proprio una iniziativa loro. Tenete conto che l'allevamento dei maiali dopo i Longobardi è stato continuato dai Franchi. E i Franchi, quando sono arrivati, hanno detto: caspita, il territorio è già organizzato, però adesso dobbiamo far capire che comandiamo noi. E allora che cosa fanno? Loro dicono: Castello di Rossino, ci sono dentro i Longobardi, arriva, me ne frega niente, me ne arriva niente. Adesso no. I Longobardi vanno da Rossino in giù, controllano tutto, fanno, dicono, adesso niente. Noi preferiamo la corte. E infatti i Franchi, quando arrivano, si sovrappongono ai Longobardi, in tutti i posti valorizzano la corte. Quindi entrano nella corte di re, i de regibus, che erano Longobardi, continuano ad essere Longobardi, ma diventano vassalli dei Franchi,
Loro potenziano la loro corte. Cosa ci vuole per potenziare la corte? La Chiesa, cosa che i Longobardi avevano fatto anche loro a Rossino. A Rossino c'era la chiesa di San Lorenzo Vecchio, vi ho detto, della Pieve di Garlate. Loro dicono, non interessa niente, io faccio sulla mia di chiesa. Chiesa di San Pietro, che poi diventa di San Salvatore, che poi diventa di San Sisto, sempre nel periodo longobardo, e serve per far capire a quelli della Pieve di Garlate che comandano loro, e quindi quando tu vuoi comandare e far capire a tutti che comandi, oltre a un presidio militare metti in piedi la chiesa. Arrivano i franchi e fanno la stessa cosa, solo che loro mettono in piedi la chiesa e il presidio militare lo mettono a Lavello e costruiscono il castello di Lavello, perché una corte franca che si rispetti deve avere la sua chiesa, e loro alla Gerla, nel perimetro della corte, edificano la chiesa di San Martino, la prima chiesa di San Martino Vecchio, che quando il Buliga, ancora nel 1900, esondava e faceva qualche rivolgimento, faceva emergere il perimetro della chiesa di San Martino, che San Carlo Borromeo aveva fatto distruggere perché nel 1500 era fatiscente e quindi non si poteva più stare lì a dire messa e così. Però l'ha fatta interrare e ogni tanto il Buliga ci pensava per farla venire fuori, insieme a dei reperti. Solo che c'era qui, quando sono venuti fuori gli ultimi, c'era qui Don Giulio Ravanelli a fare il curato di Caozio, giustamente ha raccolto tutto perché era l'unico che se ne intendeva, però dopo ha portato tutto a Zogno quando è andato a Zogno. Perciò se li volete vedere, i reperti adesso sono nel museo San Lorenzo di Zogno, forse finalmente riusciamo a fargli mettere sotto che vengono da, teneteli pure, ma mettete che sono di Caozio. È una garata a semiluna lavorata a teste di lucertola, c'è la foto nel libro, è così, che richiama la memoria di ciò che i Longobardi ritenevano in campo religioso, eccetera, non vi dico altro, è scritto lì, è tutto quanto. Ecco, i franchi edificano questa chiesa e la dedicano a San Martino. Perché? Perché noi siamo devoti di San Martino, anche i Longobardi, però i Longobardi più di tutto San Michele, San Giorgio e poi San Martino. Invece i franchi San Martino. Quando dici San Martino, le chiese dedicate a San Martino in Francia sono più di 4.000, per dirvi. E quando in Italia, lungo il percorso che sale in Valtellina e va, eccetera, e trovate le chiese di San Martino, sapete che da lì sono passati i franchi a mettere queste cose. Quindi, Caozio non c'è ancora, ma i franchi la inventano il calolzo. Che cos'è il calolzo? È scritto nel libro, perché può essere tante cose. Fino adesso per studiarlo siamo arrivati lì, però di solito il calolzo viaggia ad un'altezza di 200-220 metri sul livello del mare, del lago. C'è un altro calolzo, noi siamo sul lago di Como, nel comune di Pianello, sta a 200 metri d'altezza come noi, è alla base dove c'è il lago di Como, sulla foce di un torrente fiume che lo percorre, come sarebbe il Buliga nel nostro caso, ecco, e bagna la chiesa dedicata a San Martino. C'è dentro tutto, potete solo valutare voi quello che ho scritto. Comunque i franchi si rendono presenti con una chiesa di San Martino e con un castello edificato a Lavello, che fa capire che la corte ha preso in mano in senso contrario tutto il territorio che è ancora quello, solo che loro lo chiamano in un'altra maniera. Non è più la Rimania di Rossino, ma è la Valle San Martino, perché Val anche per loro
ormai significa terra del fisco. Quindi è tutta terra del fisco di San Martino, cioè loro hanno edificato il Calozzo, che è un presidio sopra la palude che sta sotto, per poter arrivare al fiume, all'Adda, navigarlo, eccetera. Chi avrà il privilegio di poter riscuotere le tasse da questo punto il vescovo di Bergamo, perché loro sono protettori della Chiesa e quindi assegnano alla Chiesa tutto quello che possono per ringraziarsi, eccetera, eccetera. Quindi Calozio nasce con i Franchi, Corte nasce con i Longobardi prima insieme a Valdelfo, ma i Franchi in Valdelfo ci arrivano, perché i maiali stanno qua, perché il reddito della carne sta qua. E allora inventano, avendo visto che c'è il passo che va alla passata, e poi arrivano a Saina e sanno che se fanno tutto il Monte Pizzo, vanno giù, mi sono scordato una cosa, facendo questo attraversamento da Saina fino a prendere la discesa per andare a Vercuraco, si passa dalla Novaia. La Novaia è un'altra invenzione dei Longobardi. Quando trovate Novaia, Novella, voi avete anche Novella, se non mi sbaglio, nel vostro catasto, ma in giro anche qui per la Brianza, Novella, come si chiama, Novinara giù verso Pesa, dove c'erano stati i Longobardi e hanno impiantato delle forestagioni, degli interventi arborei per drenare il terreno che sta franando, per riconvertire una coltura, eccetera. Vuol dire che loro hanno messo a nuova dimora, Novaia, Novella, nuove piante per poter valorizzare ancora di più il territorio. Pensate che interventi avete avuto voi nell'arco di 200 anni su questa cosa, ma arrivano anche i Franchi e i Franchi vedono questa bella costa che sale verso il Magnodeno, che andando a Saina loro, se non mi sbaglio, correggetemi voi, ma inventano Costa Lottiere. Loro, i cari signori, se volete passare di qua, sappiate che qui è casa nostra. Costa Lottiere, altra parola in italiano di un toponimo che nelle carte antiche si chiama Costa Lother, THR, quindi è un Lother tedesco, è un Lother comunque transalpino. Noi di Lotario, re d'Italia, ne abbiamo avuti tre in tre diversi periodi. Il primo di questi tre è Lotario I dei Franchi, erede del regno Langobardorum. Quando i Franchi si sono divisi i possedimenti dei Longobardi, diciamo l'impero che era di Carlo Romagno, la terra dei Longobardi era l'Italia, che era detta che era Regnum Langobardorum. Ecco, chi eredita il regno Langobardorum è Lotario I, e lui cosa fa? Siccome aveva litigato con i suoi fratelli, poi con il suo fratellastro Carlo il Grosso, tutte belle storie, eccetera, eccetera, va bene, decide di venire in Italia a prendere possesso, farsi coronare, solo che non era facile muoversi da dove si trovava, perché non è che venisse giù lui da solo con il suo segretario, c'era da spostare la sua corte, c'era da spostare i suoi soldati, tutto quello che veniva, quindi muoversi in questo senso era una cosa molto, e aveva bisogno di appoggi per garantirsi la sicurezza. Chi nel suo venire in Italia gli ha garantito certamente la sicurezza è stato l'abate che governava la chiesa di San Pietro al Monte a Civate. E lui è stato lì 9 anni in casa dell'abate per organizzarsi, fare, eccetera, intanto controllare i suoi territori, per cui a un certo punto decide di far sapere a tutti, perché Costa Lottiere si vede anche di là dal lago in certe posizioni, Costa Lottiere, comando io, che sono
il nipote di Carlo Magno, perché era mio nonno. E allora sappiate che qui comando io. Ecco, quindi voi, e il discorso dei maiali va avanti, perché è redditizio, e arriviamo all'anno 1000, e all'anno 1000 poi cominciano nuove vicende, cioè, cominciano i comuni, la storia dei comuni, la storia delle lotte per le investiture, tutte queste cose, ma nella Valle San Martino arrivano due famiglie particolari, e una sono i Benaglio, che alla fine del 1200 arrivano, diventano i signori di Calozio del Currago e Somasca, ma Calozio è anche, loro sono proprietari di tutto il territorio, sono proprietari di tutto Rossino con i loro rami, così, tutto Rossino, meno il castello. Loro nel castello di Rossino non mettono piede. Stanno di fuori, sono proprietari di tutto, è l'ultimo filo d'erba prima di entrare in Filippo Benaglio, tutte quelle cose, eccetera, eccetera. Ma vengono su anche a Efre, perché Cabenoi che avete voi, vuol dire Cabenaglio. Io ho tutti i documenti dove anche nei registri questi Benaglio vengono detti Benoi, Benolli e poi Benaglio, cioè queste cose qua. Ma non sono da soli, sono con i Davaggio. I Davaggio sono dei signori che arrivano anche lì, tutto un giro, eccetera, cominciano a venire a corte, nella corte, come amministratori, notai, eccetera, quel che è. Ma abitano, figura, nel 1400 diciamo, un notaio che scrive sì, Davaggio, fanno i notai al Lavello, fanno le registrazioni della valle, però abitano a Rossino. Non abitano a Rossino, abitano a Erfe, a Cabaggio, perché Erve è territorio di Rossino, quindi va dentro nel calderone, però loro abitano a Erve. E cosa fanno di mestiere, oltre che i notai, i Davaggio? I Davaggio nel loro stemma hanno un cinghiale con la museruola. Fin da Baggio di Milano erano allevatori e commercianti di carni e di salumi di maiale. Quindi quando arrivano qua da noi, a seguito dei Benaglio e quelle cose lì, lo fanno per amministrare un'attività che è ancora fiorente nel 1200 e nel 1300 e forse anche nel 1400. Poi le cose cambiano, però praticamente voi non avete questi toponimi in giro così per caso. Qui sappiate che ogni parola che viene fuori da Valderre è una storia, perché poi la storia, io adesso mi fermo, mi scuso perché mi sono dilungato troppo, però dopo tutti i toponimi che vi ho detto, va bene, e non vi ho parlato di Cruz, di Tre Croci, eccetera, però sono vie di comunicazione che i Longobardi realizzano sulla montagna dopo la bonifica che hanno fatto del vostro territorio, così come vi ho detto. Però dopo comincia il Medioevo e i termini medievali, al di là di Cavaggio e di Cabenoi, voi avete Fopa della Marchesa, avete Laghet, avete Salena, e poi Ria della Mare, Munich e Pian Munich. Questi qui non sono nomi a caso, questi sono puntate e puntate. Poi Bora, penserete che Bora, c'è Bora, no? Da qualche parte in frazione Torre o in Saina c'è Bora. Voi pensate che Bora si chiami Bora perché tronco segato, ceppo rimanente, Bora. Avanti popolo, e poi c'è Starder, Fenil, Paillareux, Paier, Prato Bolone. Ecco, Prato Bolone mi sta a cuore, perché Prato Bolone fa parte ancora della riforma. È un prato che già allora è sempre stato acquitrinoso e quindi altamente redditizio, perché avendo l'acquitrino anche d'inverno l'erba cresceva.
E così, perché poi avete un'infinità di prati, Pravinger, Pradicai, San Michele, questi qui non sono messi lì così per caso. Voi qui ci facevate i soldi con questi prati. Ogni prato qui è una storia, quindi, e poi c'è la Valle del Loco, Barghet, Muntada, Mundarös, Garzà, ragazzi, attività economiche, Baderla, Tapela, cioè qui sembrano nomi fatti così che fantasia passano scemo, la dati non che. Questi qui sono dati che sviluppano la vostra economia minimo dal 1200 al 1600. Poi nel 1600 arriva la peste, quella del Manzoni, e mette a posto tutti, tutto sparisce, eccetera. Anche i preti che facevano da parroci nella vostra parrocchia da poco edificata e che non aveva mai pace, perché i parroci qua non ci volevano venire, una stradaccia, una cosa, venivano quelli che erano messi in punizione dalla diocesi di Milano. E quindi venivano su, stavano qui un po', dicevano un sacco di aneddoti su parolaccia alle donne, usi e costumi, litigi con gli uomini, e poi alcuni scappavano di notte con le poche suppellettili d'oro, d'argento della chiesetta. Al mattino gli ervesi uscivano e che era più il pre e stavano anni senza, allora imploravano quello di Rossino che venisse su, ma quello veniva su una volta, ma dopo c'è tutta una serie di. E poi avevate un prete nativo di qua, un Devassikis che è andato a fare il parroco in Brianza, è stato processato in galera, tirato fuori, perché? Perché era uno stregone e faceva i suoi privilegi e li aveva imparati da una vecchia ebrea in un ghetto ebreo a Venezia, era tutte. Cioè voi avete un sacco di storie, ditelo ai vostri figli che ci sono archivi pieni, perché poi dal 1400 arrivare al 1700 voi siete l'estrema punta della Repubblica Serenissima di Venezia, in contatto diretto con lo Stato di Milano. E voi magari oggi vi svegliate e siccome hanno deciso dall'altra parte che il confine si è spostato 10 metri più in là, 30 metri più indietro, voi i vostri terreni sono passati sotto Milano. Andate là per tagliare l'erba o per far mangiare la pecora o quel che è e vi sequestrano tutto, vi imprigionano, vi fanno. Ecco, allora ci saranno almeno 150 anni di storia dove lo stesso episodio, con il nome, cognome, alcuni il soprannome o la provenienza della frazione, eccetera, eccetera, di Erbe, dove questi personaggi, questo episodio, viene visto dal commissario di Venezia che protesta contro Milano perché avete fatto questo e questo, e dal, come si chiama, non mi ricordo come si chiami, comunque mettiamo il commissario di Milano che ribadisce e protesta contro, cioè ogni giorno, o perché cominciavano quelli di Erbe, o perché cominciavano quelli di Chiuso, o quello che volete voi, però avete una fortuna che è quella di avere lo stesso episodio descritto da due parti. Solo che mi avete rotto le scatole, perché leggere quelle carte lì ci vuole un sacco di tempo, e poi a me cosa me ne frega di Erbe che sono di Carrozzi, però mi tocca saperlo perché eccetera eccetera. È un fatto che se andate a Venezia, all'archivio di Stato di Venezia, e dite, fare delle ricerche sulla Valle San Martino di Carrozio. Valle San Martino di Carrozio, venga, passi tre stanzoni e così poi te ne aprono un quarto, tutti faldoni larghi così, montagne, prego. Grazie. Quindi sapete, se ci fosse, è lì è a me dentro che allega, perché c'è la questione del fiume, c'è la questione del confine, dell'erba, delle cose, per cui praticamente voi siete sempre dentro. E il contrabbando, e c'è anche il contrabbando, è tutta una storia che viene avanti. Però vabbè, queste sono cose che mi sono scappate adesso perché mi siete simpatici. E vi dico una cosa,
ho fatto una ricerca sui cognomi più antichi della valle, inteso come i cognomi che appaiono per primi nelle documentazioni dei vari comuni, delle parrocchie, degli archivi di Stato, eccetera. Sono più di 170 famiglie di cui abbiamo messo insieme non l'albero genealogico, perché per la privacy non si può, però abbiamo messo insieme anche quello, ma lo teniamo a parte, che se qualcuno vuole interessarsi alla propria famiglia lo chiede a quello che l'ha scritto con me e poi vediamo se ve li dà uno, perché tante cose, però abbiamo raccolto gli stemmi e i soprannomi. Ci sono dei soprannomi che sono qui dal 1300 e dal 1400, tipo Tarca, tipo, sono un po' diverse queste cose qua, eccetera. Però, per quanto riguarda i soprannomi, voi siete un unicum, perché negli altri comuni della valle il soprannome viene dato a un ceppo familiare, cioè di solito c'è un capostipite che si becca il soprannome e poi quello si protrae fino ai giorni nostri con i discendenti. Erve no? Perché Erve si chiamano tutti Mazzoleni, Boris e Valsecchi. E si chiamano tutti Mario, Luigi, Piero e quel che lei. Per cui anche i parroci erano in difficoltà, perché per farvi pagare la decima dovuta al parroco, se ci sono 10 Luigi Valsecchi, 40 Mario Mazzolini, eccetera, come faccio a capire chi mi ha pagato e chi non mi ha pagato? Quindi, ordine di San Carlo, il parroco registra il nome, il cognome e il soprannome. E nel caso il soprannome fosse lo stesso, la località in cui risiede, che sia Saina, che sia un altro posto, in modo da identificare bene la cosa. Quindi voi non avete un soprannome di famiglia, ce l'avete lo stesso, eccetera. Ma la vostra peculiarità è quella di avere il soprannome personale. Siete l'unico comune della valle e tra i pochi, perché il fenomeno esiste nell'arco alpino per i paesini di montagna, dove tutti si chiamano nella stessa maniera, per cui per identificarli hanno bisogno di un soprannome specifico che hanno solo loro. Morto quello lì, non ce ne sarà un altro con quel soprannome lì, eccetera. Io ho fatto una mini ricerca, poi non so perché fare la ricerca dei soprannomi, tanta gente è contenta perché è la testimonianza che sei qui da un po', che hai le radici, che hai. Tanta gente, 3, mi hanno scritto e mi hanno detto non dire il mio soprannome, quindi non ci vedevo niente di male, ma si rispetta, eccetera. Non vorrei che pubblicando, un domani chi sarà quando sarò morto, i soprannomi personali degli abitanti di Erve, tutta Erve mi venisse addosso e mi ributtasse nel paradiso dei cani. Uno come me che è nato al Togo, perché nel paradiso dei cani saliva da sotto, e quindi non vorrei fare alla fine. Però sappiate che voi siete speciali davvero nell'ambito della Valle San Martino, proprio perché, a parte questo fatto, voi avete più storia degli altri perché siete sul confine del confine, perché avete avuto questa storia. E quindi ci tenevo, lo dicevo a chi, a Denis lo dicevo, che io quando vedo Erve mi dispiace, perché Erve adesso è un bel paesino, non so chi abbiate per sindaco, poi è stato bravo, adesso è un bel paesino, non è che no, e quindi mi fa piacere, vengo su, vedo tutti questi abitanti di terracotta in giro, è bellissimo, cioè quindi è queste cose qua. Però Valderve è molto più appropriato, perché partite da molto più lontano a raccontare la vostra storia. Ecco, questo. Scusate, l'ho tenuta troppo lunga.